bambino bellissimo, innocente, immerso nel sonno beato di un neonato, uno sfondo nero tenebra che inquieta, e poi un grande striscione dove questa piccola creatura viene imprigionata in 6 bottiglie colme di diversi tipi di alcol, whisky, vodka, birra, champagne, rum, vino. Ecco le immagini della nuova campagna lanciata con un flash mob alle 9:09 del 9 settembre in tutto il mondo, dall'Australia al Brasile, in Italia, in Piazza San Marco a Venezia, sotto gli occhi di turisti incuriositi, per ribadire che bere in gravidanza è pericoloso e l'alcol fa malissimo al bambino. Bere in gravidanza fa male al bambino, l'alcol è una sostanza tossica e può compromettere seriamente la salute del bambino. Noi a Treviso siamo partiti nel 2009 con un progetto che è Mamma Beve, Bimbo Beve. Una campagna di Eufasd Alliance, organizzazione no profit europea contro il consumo di alcol, in collaborazione con l'ULS 9 di Treviso, già ideatore del progetto Mamma Beve, Bimbo Beve dei creativi di Fabbrica. Una campagna che ribadisce tutti gli effetti negativi della sindrome feto-alcolica per nulla conosciuti. Scarso peso alla nascita, a problemi di tipo mentale o comportamentale, fino ad arrivare alla forma più grave, che è proprio la fetopatia alcolica, dove esistono anche malformazioni proprio fisiche, con una facies caratteristica. Testimonial d'eccezione, figlio del trevigiano Alessandro Troncon, ex mediano di mischia della nazionale di rugby e ora allenatore della nazionale Under 20, modello per un giorno a soli 7 giorni dalla nascita.